Siamo con Giusy Nicolini qui ad Agrigento, arrivata stamattina per impegni istituzionali. Con una mattinata intensa, se magari ci vuole dire cosa hai fatto? Sì, sono andata a presentarmi al prefetto di Agrigento, era una visita doverosa ed è stato un incontro molto proficuo. Abbiamo affrontato a 360 gradi la situazione delle mie isole di Lampedusa e di Linosa, che vivono una condizione di continua emergenza legata innanzitutto all'insularità, all'inadeguatezza dei trasporti marittimi, aerei, che esasperano tanti problemi che rimangono insoddisfatti, soprattutto i bisogni primari dei lampedusani e dei rinosani. E poi naturalmente abbiamo parlato anche della questione immigrazione, che in questa fase in cui il centro è ancora chiuso potrebbe causare problemi seri. È stato un incontro comunque molto positivo. Ho ringraziato il prefetto Ferrandino per la particolare attenzione che ha avuto nei confronti delle nostre isole e per l'impegno instancabile che ha profuso durante l'emergenza del 2011. Ho trovato una persona molto disponibile, molto sensibile ai problemi delle isole, quindi auspico una buona collaborazione. C'è stato un incontro anche all'ente provincia? Sì, con i dirigenti dell'ufficio tecnico, perché ci sono alcune scadenze immediate e c'erano delle questioni da affrontare subito. La ristrutturazione del liceo scientifico, che versa in condizioni precarie, alcuni progetti che la provincia ha avuto assegnati dall'assessorato territorio e ambiente per la strutturazione della riserva naturale. Sono tutte cose molto urgenti e molto importanti. Passiamo un attimo alla politica. È una vittoria che sicuramente come neosindaco lei si aspettava? Io sì, me l'aspettavo. Ho affrontato questa campagna elettorale sicura di fare una battaglia, diciamo, che poteva condurre a una vittoria, perché si sentiva nell'aria un grande bisogno di cambiamento. Lampedusa negli ultimi anni ha raggiunto un livello di degrado mai raggiunto prima, c'era tanto bisogno di pulizia, e non soltanto dai rifiuti ma anche dalla corruzione, da pratiche amministrative illegali. Era un momento molto difficile e adesso i lampedusani e i linosani hanno deciso di cambiare pagina ed è quello che... Ecco, parliamo di turismo, la stagione è alle porte, il turismo è legato anche al settore dell'immigrazione. Ecco, pensate che questo possa riprendere e quindi influire negativamente per la prossima stagione? No, ma le notizie che mi ha dato stamattina il prefetto di Agrigento confermano peraltro quello che avevo già saputo dal Ministero, e cioè che il centro aprirà a giorni, a brevissimo, e quindi usciremo dalla condizione di incertezza che veniva dall'ordinanza che aveva dichiarato Lampedusa porto non sicuro. Questa ordinanza sarà presto rimossa perché il presupposto era l'inagibilità del centro, quindi siamo pronti per affrontare eventuali sbarchi, che comunque mi auguro non saranno quelli che abbiamo visto nel 2011. Immagino che sarà una situazione che possiamo controllare. Li possiamo ben sperare, diciamo, per questa stagione, anche per i tour operator, e anche un invito anche a tanti a venire anche a Lampedusa. Ma sì, ormai è una situazione consolidata. Lampedusa da tantissimi anni fa accoglienza, e volontà di questa nuova amministrazione, anzi riconquistare con dignità il ruolo di isola di accoglienza, ma mettendo in sicurezza l'isola, i suoi abitanti e l'economia. Se il centro riapre subito, noi siamo in condizioni di garantire l'accoglienza dignitosa, senza violare i diritti umani, che abbiamo visto nel 2011 sono stati calpestati sia i diritti umani di chi arrivava sia i diritti degli abitanti. E sicuramente affronteremo una stagione turistica tranquilla e serena.